Silvia Boscolo, assessore a Portotolle Politica Giovanili, siamo in un convegno, anzi un resoconto di un viaggio importante fatto a Bari ma non solo, per Polesine, la terra più giovane d'Italia. Cosa farete oggi? Di cosa discuterete oggi? Questa sera i protagonisti sono i ragazzi che hanno partecipato ad una delle azioni a valere sul piano regionale di intervento sulle politiche giovanili. Portotolle ha l'onore di essere capofila per i 10 comuni dell'ambito territoriale sociale di Adria e quindi di coordinare le attività rispetto a queste progettualità che ogni anno si candidano in regione e ottengono un finanziamento per contrastare il disagio giovanile e investire in questi ragazzi nei quali vogliamo continuare a credere e riteniamo sia importante e doveroso farlo. L'azione che viene presentata stasera è quella, come si diceva, del viaggio studio che i ragazzi del corso pesca dell'Ipsia di Portotolle hanno fatto nella zona di Bari, dove hanno potuto sperimentare e conoscere la realtà della pesca e del comparto ittico locale, ma anche hanno avuto la possibilità di conoscere e approfondire alcuni aspetti legati al turismo e alla sostenibilità, conoscendo anche ragazzi che là si stanno impegnando in questo senso, hanno potuto incontrare le istituzioni, i professionisti che si impegnano in questi ambiti e quindi quello che ci auguriamo è che tutto quel bagaglio che hanno accumulato possa servire a loro e al nostro territorio per crescere. Ecco, nota dolente il corso pesca, sembra un po' quasi una scena di Blade Runner, praticamente non riuscirete a rifare il corso perché non ci sono iscrizioni, lei ci diceva non ci sono purtroppo giovani anche fisicamente, non c'è speranza assolutamente di poterlo riprendere il corso oppure è proprio definitiva? Purtroppo ad oggi la scelta di chiudere è definitiva. Speriamo in realtà per il futuro di mantenere la scuola anche a Portotolle, non riusciamo a contrastare il problema della denatalità, ma crediamo sia ancora importante, lo stiamo facendo con la scuola e con le famiglie, doveroso insistere e provarci ancora, ecco, in futuro.